Volete sapere la storia mia? A quando mi sono sposata. Teneva 21 anni quando conoscette a marito, ma lo buono guaglione, lo faticatore. Ha già avuto 3 figlie e non ci ha fatta mai manca niente. Eravamo una famiglia rispettata, come sono rispettate tutte le famiglie oneste. Ma all'improvviso non si è capito niente più, perché perdette il posto e non era più vista. Asceva mattina e tornava tarda notte. Io mi pensavo che gli faceva cercare fatica, invece no, carattere in testa monnezza, quella monnezza, la droga, che le cacci la gente, che le che distrugge tutte cose, casa, moglie, mamma, figlio. E mo sta là, e io là sto venendo, e ce l'ha gerita, mo che torna, e io affaticata, perché sta vita non dà niente, sta vita fa schifo. E io mangio stancata, sono sempre dicono mamma, e non chiamano mai io padre. Una volta a settimana dicono papà, ma addirittura si dice che trasferiscono. E chi io sa che ci aspetta. Sarà perché la porta è fuori ancora notte, una voce che mi chiama, preparati a partire. E affronta un'autostrada, rinta una cella fredda, e s'allontana Napoli, e insieme a essa tu. Non piangere, ti prego, no, non piangere. Scrivimi, che la prova, scrivimi. Me l'hanno un sacchetto con l'acqua e un panino, mo mangio insieme lacrime con cielo dentro cuore. E poi cerco una sosta e 3-4 minuti per respirare un attimo, che l'aria è libertà. Non piangere, ti prego, no, non piangere. E scrivimi, che la prova, scrivimi. Per me venire a abbracciare. E prego solo e sempre che torna a libertà. State buona vita mia, ci avremo lunedì, ma non bacia a tutti quanti. Non ti preoccupare, o che torno me lo vado a faticare. Hai ragione, che sta vita non dà niente, che sta vita fa schifo.